Eder. Mech. Pallister. Una riflessione: Sebastiano era per la cremazione, quindi automaticamente era contro la riesumazione e una nuova autopsia. In questo momento che ha vinto Sergio, con tutta la famiglia ottenendo la riesumazione, Sebastiano avrebbe dovuto essere molto arrabbiato con Sergio e invece gli telefona. A mio avviso questa è la somma dimostrazione che qualcosa al momento in Sebastiano non quadra. Alla bara di mia moglie, lì tirata fuori, caricata su un furgone e vederlo partire per venire a Milano, esaminata da questi esperti, dalla dottoressa Cattaneo. Guarda, è stato un dolore tremendo. Claudio Sterpin era presente al momento della riesumazione al cimitero di Trieste. Ma guarda, lì è stata veramente una cosa indecente. Non ha fatto una bella cosa venire lì, anche perché, credimi, questa storia d'amore è solo nella sua testa. Considerando che Claudio Sterpin era ai sit-in e si è battuto per 2 anni affinché tutto ciò accadesse, credo avesse molto più diritto di essere lì lui che tu, che in quei momenti eri tranquillamente al bar. Cosa potrebbe emergere dalla nuova autopsia? Quello che forse fino ad oggi nessuno è riuscito a capire, non ha trovato risposte. Finalmente con coerenza ti sei schierato decisamente verso il suicidio. È da parecchio tempo che comunque sono un po' di qua, un po' di là a queste due domande e tante volte non posso credere che qualcuno abbia fatto del male a Liliana. Però se nessuno le ha fatto del male e lei fosse morta davvero il 3 o 4 gennaio, cosa potrebbe essere successo? Questa è una domanda che ce la facciamo tutti, da sempre. Le risposte ce le daranno i consulenti e la Cattaneo. Sembra che tu non stia molto simpatico ai parenti di Liliana. Beh, non sono mai stato accettato io della famiglia. Ognuno è libero di pensare, di fare come vuole. Cioè, le uniche cose che per me sono importanti è quello che pensa la procura. Perquisizioni, interrogatori. Io sono sempre stato un libro aperto. Tu hai fatto l'impossibile affinché Liliana fosse cremata. In tal caso, tutto ciò che sta accadendo oggi non sarebbe potuto accadere. Non sarebbe stato un peccato. Come mai volevi così? Volevo io, era quella che voleva Liliana. Sergio e Silvia vogliono che Liliana stia vicino alla madre, come a loro aveva più volte detto. Sono io il marito di Liliana. Sono io il marito di Liliana. Durante la cremazione te la sei vista brutta, sembrava avessi addirittura un malore. È stato tremendo, guarda, assolutamente. Lì ho avuto paura perché, ti dico, mi sono spaventato da questo mio cedimento del mio corpo. Il mio corpo veramente è crollato. Stavo appena in piedi, avevo la giornalista del Piccolo lì dove mi sono aggrappato, mi sono tenuto quei 5 minuti che comunque per me io pensavo veramente di morire, di lasciare la pelle veramente. Io sono mezzo di qua, mezzo di là, ormai non so cosa pensare. Io spero che comunque tutte queste domande che in questi tempi ci siamo fatti ci possono essere delle risposte. Io ti dico, ho visto come ha visto il fratello, la cugina, abbiamo visto questa immagine quando siamo stati chiamati dalla questura, questa immagine fatta con una stampante molto granosa, molto così. Io non ho visto solo una goccia di sangue che aveva qua dalla bocca. E ho chiesto cos'è questo e ho detto è un rigurgito, questo mi hanno detto loro. L'analisi dei cellulari lascia presupporre che Liliana avesse già deciso di andarsene lontano da te. Guarda, questa qua ti sbagli assolutamente di quello che stai dicendo. Claudio Sterpin non è stato molto contento di averti visto al cimitero durante la riesumazione. Lui mi deve dire a che titolo è venuto lì, cosa è venuto a fare. Per me è venuto a esibirsi, per farsi vedere. Infatti tutti i giornalisti, tutte le troupe sono corsi da lui. Cosa è venuto a fare? Lui a che titolo è venuto? I giornalisti non sono corsi da lui perché lui era già lì dalle 7:30 di mattina. Eppure l'unico che poteva avere un interesse a uccidere Liliana eri tu. La pensione, la buonuscita. Guarda, io avrei avuto dei vantaggi anche se Liliana fosse andata via, mi avrebbe lasciato. Perché comunque io avevo la pensione minima, ero sotto la pensione minima. Secondo, non avevo altri redditi, perciò mi doveva dare il mantenimento
e avrebbe dovuto pagare l'affitto di casa perché io non avevo i soldi. C'è assolutamente, adesso ho voluto spiegarti questo, io che vantaggio ho avuto, cosa ho avuto, capisci? Questo è. Il vantaggio è palese: un conto avere un po' di misericordia e di pietà, un conto è aver avuto tutto per intero. Oltretutto ci stai dando anche un movente per il suicidio. Liliana, piuttosto che pagarti le cose, si sarebbe uccisa? Comunque Sebastiano, lo sappiamo benissimo che la storia con Claudio è vera. Lui stesso mi ha mandato tutto il dettaglio dei contatti e sono a migliaia: chiamate, messaggi. Che massaggi, ma cosa, cioè non c'è un'immagine, non c'è un selfie, non c'è un messaggio esplicito, un qualcosa che dica voglio venire a rivivere con te, vuoi che ti faccio vedere i messaggi che mando io alle mie amiche? Durante la cremazione te la sei vista brutta? Guarda, solo il fatto di resumare il corpo di Liliana mi fa male tantissimo, però d'altronde se questo può servire a dare delle risposte, ben venga. Poi portarla a Milano, cioè, di quello che è rimasto di lei dopo 2 anni. Io spero che loro sappiano quello che devono fare, che lo facciano. E almeno che capisci, una volta finito tutto questo, basta, capisci? Abbiamo bisogno di queste risposte, facciamo fino in fondo, chiudiamo e via. Spero, perché comunque poi nessuno può dire le sue cose, le sue posizioni, pensieri, e questi sono quelli che verrà fuori, sarà io spero la verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.